Ecologia, l'antica pieve di Sant'Andrea rinnovando dedica. La fondazione di una primitiva chiesetta in questo luogo si perde nella notte dei tempi. Probabilmente si trovava poco più a monte dell'attuale. Venne qui ricostruita nel 1673 per volontà degli abitanti di questa zona, in questa posizione ritenuta più comoda per la partecipazione alle funzioni religiose. Mamante è un martire dei primi secoli del cristianesimo, nato a Cesarea, nel cuore della Turchia, un'area dove si erano sviluppate fin da subito le chiese cristiane. Mamante era un pastorello che morì a 16 anni e per questo è assimilabile anche alla figura di Santa Augusta. Il suo culto taumaturgico è diffuso soprattutto nella Chiesa d'Oriente, ma anche in Italia ha una sua devozione, soprattutto in Veneto e in Toscana. Questa però è l'unica chiesetta della diocesi di Vittorio Veneto dedicata a questo santo. Ricordiamo però che al di là del Visentin, a Caleipo, quindi in diocesi di Belluno, ne esiste un'altra. Mamante leggeva il Vangelo agli animali, anche quelli selvatici e quelli feroci uscivano dal bosco per ascoltarlo. Ecco perché è ritenuto protettore degli animali e in generale protettore del creato. Con il latte poi di questi animali creava il formaggio e lo portava ai carcerati. Ecco perché questa presenza del latte lo rende particolarmente legato alle nutrici. Entrando nella piccola aula unica con presbiterio quadrangolare, osserviamo innanzitutto le pietre del pavimento. Sono quelle antiche della pieve di Sant'Andrea e circondano la tomba dei parroci. Le pareti accolgono un intervento pittorico del 1974 eseguito dal poliedrico artista locale Luigi Cillo. Riconosciamo fiori, animali, una Madonna col bambino, Adamo ed Eva, Giobbe, San Giovanni Battista, Cristo nel deserto e Cristo risorto. Sono leggeri segni grafici che campiscono le pareti con irregolarità, fluttuano e ci astraggono dalla realtà. Sulla parete di fondo del presbiterio un crocifisso dai toni molto più saturi che sembra uscire quasi da un ceppo di legno. La sua collocazione lo mette al centro della creazione e anche della quotidianità degli uomini. Ciò che oggi conosciamo come il santuario di Sant'Augusta è l'esito di un lungo percorso che attraversa la storia europea e quella locale, mettendo addirittura in continuità storia militare e fede. In questo luogo i documenti della storia si intrecciano con la leggendaria vita di una santa giovinetta, realizzando così la trama e l'ordito su cui si è sviluppata una duratura devozione. Da molti secoli, la sera del 21 agosto, Serravalle si illumina con i fuochi di Sant'Augusta. Oggi è uno spettacolo pirotecnico molto atteso, il culmine dei festeggiamenti annuali, sempre arricchiti da concerti e tanti altri eventi, ma hanno il loro cuore nelle funzioni religiose che si svolgono nel santuario. La storia parte davvero da molto lontano, siamo tra il IV e il V secolo. L'impero romano è immenso, con territori e confini difficili da controllare. Ci si affida allora anche a capi militari non romani che con i loro armati consentono un qualche controllo del territorio. Su questa balza del Monte Marcantone si stabilì uno di questi re goti, Matrucco. Augusta è sua figlia e vive nella fortificazione che qui sorgeva e di cui ancora si individuano delle strutture. Matrucco è pagano, Augusta diverrà invece cristiana. Una differenza sostanziale, specchio dei tempi, da cui prende forma sia la scelta di Augusta di dedicarsi a Dio, sia le drammatiche fasi del suo martirio, ordinato dal suo stesso padre. Augusta viene martirizzata nel 425 ed è una giovane di 15 anni. Il padre, pentito del suo gesto estremo, diviene il primo devoto. Fa costruire una piccola chiesa e vi depone il corpo della figlia. Poi la grande storia va avanti e di Madrucco e di Augusta si perde la memoria storica. Nel 1450 la comunità civile e quella religiosa di Serravalle decidono di sistemare i ruderi del castello e l'antica chiesa.
È in questo momento che si ritrova il corpo di Sant'Augusta. Da allora la devozione è ininterrotta. Viene innanzitutto costruita una nuova chiesa, la si affresca e vi si collocano l'altare e l'arca di Sant'Augusta. Alla metà del Seicento risale invece l'intervento che trasforma quella chiesa quattrocentesca nell'attuale santuario. Sono gli anni della grande pestilenza narrata anche nei Promessi Sposi e Serravalle decide di costruire un nuovo santuario, vero e proprio ex voto per lo scampato pericolo. L'ampliamento si organizza a partire dall'idea di una rotazione di 90 gradi rispetto alle strutture esistenti, cosicché l'antico presbiterio è oggi la cappella laterale. Legata a questa trasformazione architettonica vi è anche la realizzazione nel 1642 del percorso che collega il centro di Serravalle e il santuario, intervallato da cappelle che ricordano le 7 chiese di Roma. Pochi anni dopo verrà realizzato il dossale del Ghirlanduzzi e la pala d'altare, opera di Francesco Mateazzi. Alla fine dell'Ottocento risalgono gli ultimi importanti interventi, come la realizzazione dell'altare della Santa, la decorazione degli interni e il portico laterale. Salire a Sant'Augusta è ancora oggi una modalità assai diffusa. Si sale per fede, religiosità o per una salutare passeggiata, immersi nella storia e nella bellezza del creato. Serravalle è una città del mondo. Potremmo interpretare in questo modo il fatto che esista un'incisione acquarellata di Serravalle inserita in un'opera importante in 6 volumi. Il titolo dell'opera è Civitates Orbis Terrarum, le città del mondo appunto, la cui prima edizione vide la luce a Colonia nel 1588. È una sorta di Atlante sulla scia di altre preziose opere geografiche stampate in quel tempo in Nord Europa. Quella di Serravalle è una stampa di grandi dimensioni e quindi molto preziosa, che venne diffusa anche come carta sciolta. In alto, al centro, notiamo la cartella a cartoccio arricchita da eleganti iscrizioni, colorati festoni, putti e panoplie. Precisa dove si trovi Serravalle e soprattutto il committente dell'opera. Si tratta di Minuccio Minucci, nobile serravallese legato apostolico in Germania, dapprima al seguito del vescovo di Trento Ludovico Madruzzo e poi su incarico di Papa Gregorio XIII. Lo stemma è privo delle insegne vescovili, perché Minuccio sarà nominato arcivescovo di Zara nel 1596. Questa stampa risale a circa 10 anni prima. Gli autori dei 6 volumi sono 2, Georg Braun, un chierico di Colonia, e Franz Hogenberg, un incisore di Monaco di Baviera stabilitosi in Belgio. Ma il disegno di Serravalle è probabilmente opera del Pozzoserrato, pittore nato ad Anversa e attivo nei nostri territori negli ultimi 2 decenni del Cinquecento. Le figure in basso a destra, un'aggiunta del Braun, rappresentano dei mercanti, indicano così la vocazione commerciale di Serravalle. Scopriamo gli oggetti delle loro trattative, otri gonfi di vino, sacchi di granaglie e le famose lame per le spade. La descrizione della città è davvero realistica e minuziosa. Vediamo le mura, i 3 borghi, superiore, inferiore e Calcada, i monasteri di Santa Giustina, San Giovanni Battista, poi Sant'Augusta, il Castrum e la chiesa di Serravalle, le attuali vie Martiri della Libertà, già allora caratterizzata dai portici, e Piazza Flaminio, l'unica lastricata perché adatta al commercio. Ma il dettaglio è tale che possiamo individuare i giardini all'italiana sul retro di palazzi o monasteri, come quello di San Girolamo, distinguendogli dagli spazi prativi e dai regolari frutteti che allora erano culture assai presenti. Ecco la pieve di Sant'Andrea nel suo originario contesto e poco lontano un'area agricola con case isolate e piccoli borghi. È Rindola Bassa e oggi qui c'è la Madonna della Tosse. Dopo più di 400 anni da questa immagine di Serravalle, il contesto campestre si è qui miracolosamente conservato.
Cari amiche e cari amici della Tenda TV, ben ritrovati con un nuovo speciale qui dai nostri studi di Vittorio Veneto. Oggi parleremo di ambiente e lo faremo presentandovi un'associazione. Sapete che spesso noi diamo voce, diamo spazio alle realtà del territorio. Quest'oggi ospitiamo il comprensorio alpino di Caccia 31 Vittorio Veneto e io quindi do subito il benvenuto ai miei ospiti che appunto sono venuti a trovarmi qui in studio, e quindi do il benvenuto a Franco Alpago, appunto presidente del comprensorio alpino di Caccia 31 Vittorio Veneto. Grazie e benvenuto. Buonasera. E poi Mauro Della Coletta, vicepresidente sempre appunto della medesima associazione. Grazie e benvenuto. Buonasera. Allora, iniziamo con una presentazione generale appunto della vostra realtà, della vostra associazione, perché spesso si sente parlare dei cacciatori, diciamo così, ma non si sa bene quale sia l'attività che svolgono nel corso dell'anno. Quindi io partirei dal presidente, ci faccia un po' una panoramica su quello che è il vostro operato nel corso dell'anno. Buonasera di nuovo. Sì, allora partiamo dal nostro numero di associati. Il comprensorio alpino di Caccia di Vittorio Veneto ha 180 associati. Nelle premesse diciamo che i cacciatori sono generalmente quasi tutti di Vittorio Veneto, qualcuno da fuori, e chi è iscritto al comprensorio alpino di Caccia di Vittorio Veneto può esercitare la caccia solo a Vittorio Veneto, quindi bisogna essere iscritti proprio a Vittorio Veneto per poter andare a caccia e nell'ambito del comune di Vittorio Veneto. E che dire, perché farci vedere? Perché il cacciatore praticamente negli ultimi anni non è stato visto molto bene, ma all'interno della caccia c'è un'evoluzione, come c'è nella società, c'è un'evoluzione anche all'interno del mondo della caccia, e ci stiamo spostando naturalmente sempre di più sulla gestione del patrimonio che lo Stato ci dà da gestire, e quindi la parte faunistica e la parte ambientale saranno, e sono anche adesso, ma lo saranno ancora di più, fondamentali per la gestione del territorio. Quindi si parla di ambiente e quindi iniziamo a focalizzarci su questo. Io so che mi avete portato anche delle slide, quindi possiamo iniziare appunto a entrare un po' nel dettaglio. La parola gestione figura anche nel nuovo testo, nel DDL, che cambierà la 157 del 92, perché appunto l'attività venatoria odierna non è più quella di 40 anni fa. La parola gestione è la parola chiave e lo scopriremo nel proseguo di questa intervista. Molto bene, allora partiamo. Che cosa fa la vostra associazione? Allora, naturalmente si va a caccia, questo è il nostro obiettivo, ma prima di andare a caccia c'è una gestione del territorio, come abbiamo detto. Tutto questo viene valutato con azioni mirate, con una convivenza sostenibile e naturalmente gestire le risorse in modo naturale e rinnovabile. Questo è fondamentale per noi. Una delle cose di cui siamo estremamente orgogliosi è che comunque negli anni, già quando non si parlava ancora di gestione, il comprensorio alpino si distingueva per il fatto che comunque c'era tutta un'attività di ripristino ambientale, perché che se ne dica, il bosco non è così fondamentale per la gestione. Ci servono anche le praterie alpine, perché le praterie alpine, fra l'altro create dall'uomo nel corso dei secoli e lasciate abbandonate dalla pastorizia, creano degli scompensi e non vanno bene. Quindi noi cerchiamo di mantenere queste risorse, perché sono delle vere e proprie risorse di biodiversità, e quindi ogni anno noi siamo impegnati in una serie di ripristini ambientali. Per dire, l'anno scorso
abbiamo fatto circa 400 ore, 350 ore di ripristini ambientali, sono stati coinvolti 53 soci, che non sono veramente tantissimi rispetto ai 180, ma che però pian pianino stanno crescendo perché si prende consapevolezza di questa cosa, della gestione ambientale. Ci concentriamo naturalmente su due zone, una è la zona di alta montagna del Visentin e una sono messa in sicurezza e la gestione di alcuni sentieri sempre del Visentin. La nostra maggior operatività si trova sempre nel Visentin. Ecco, quindi nel dettaglio che cosa fate? Ma praticamente la mattina presto, perché il Visentin non perdona, dal mese di luglio, perché per non influenzare le covate oppure le nascite, di mattina presto andiamo in montagna e cerchiamo di ripristinare o perlomeno mantenere le vecchie praterie alpine. Le vecchie praterie alpine usate una volta dall'alpeggio, che al giorno d'oggi non c'è più per tutta una serie di difficoltà, e noi cerchiamo di mantenere queste perché sono un patrimonio veramente grandissimo di biodiversità. Sì, cerchiamo appunto anche di contenere l'avanzamento del bosco, perché il bosco appunto fagocita le praterie e lì ci sono le risorse trofiche necessarie ai diversi tipi di selvatici, che si parli di ungulati o di avifauna, per poter insediarsi bene sul territorio e costituire appunto un ricco patrimonio. Se noi ricordiamo cosa era Vittorio Veneto 60, 70, 80 anni fa, all'epoca di mio nonno quindi, e di mio padre piccolino, ecco, era un ambiente molto curato perché ciascuno aveva un'attività privata di pastorizia, si falciava l'erba in modo non meccanizzato e c'erano tantissime specie di avifauna insediate nel territorio, e non solo quella, anche lepri e tutta la selvaggina in generale, perché appunto l'ambiente era curato. È la distruzione dell'habitat che ha fatto sì che alcuni animali si estinguessero, perché non hanno trovato più un ambiente favorevole. Certo, e poi c'è anche tutta la questione, immagino, della pulizia anche del territorio, giusto? Giustissimo. E quindi questo è un altro aspetto, insomma, che va tenuto in considerazione. Parallelamente a questo fate delle serate informative. Certo, come abbiamo detto prima, il cacciatore sta cambiando come sta cambiando la società, e quindi queste ci servono per creare i nuovi gestori, chiamo io, cacciatori gestori, perché è fondamentale quindi sapere di cinofilia, sapere di biologia e di formazione sui vari tipi di ungulati o sui tetraonidi che noi riusciamo a gestire. È fondamentale, insomma, questo è sicuramente fondamentale, quindi 3-4 serate all'anno vengono fatte assolutamente anche per crescere appunto come mentalità. Sì, l'argomento appunto è la gestione faunistica. Noi prendiamo lezioni da tecnici faunistici, quindi persone competenti, anche da biologi, che conoscono gli animali e il territorio. Certamente. Un altro aspetto è quello del monitoraggio della situazione, no? E quindi in che cosa consiste? So che fate dei veri e propri censimenti. Esatto, allora la parola chiave proprio è monitoraggio, nel senso che come noi siamo sul territorio per i ripristini ambientali, noi abbiamo anche una serie di specie da monitorare e capire se stanno bene o se stanno male, e quindi puntualmente ogni primavera sulle direttive dell'ISPRA oppure anche in estate, in tarda estate, sempre su direttive ISPRA, sempre accompagnati dalla Polizia Provinciale, Polizia Venatoria Provinciale, ci adoperiamo per i censimenti. Quindi noi abbiamo una grossissima fortuna di avere 4 specie di ungulati che sono il camoscio, pochi lo sanno ma a Vittorio Veneto ci sono i camosci, abbiamo i mufloni, abbiamo il cervo e abbiamo il capriolo.
Dal punto di vista dell'avifauna abbiamo due fiori all'occhiello che sono la cotornice e il gallo forcello. In più abbiamo qualche sporadico avvistamento del francolino di monte e anche qualche gallo cedrone. Abbiamo anche un quinto ungulato che è il cinghiale, che però è sottoposto ad attività di controllo, quindi non viene censito, ma ne parleremo dopo con la PSA. Esatto. E quindi entriamo un attimo nel dettaglio, abbiamo citato diversi animali, partiamo dal camoscio, questi alcuni dati. Questi sono i dati, come vedete, quando, a parte il numero di soci che viene coinvolto, bisogna stare 2 giorni sul territorio, l'area è quella del Monte Pizzoc, perché i camosci stanno sull'area del Monte Pizzoc, ma quello che magari non tutti sanno è che non basta contare i camosci, ma devono essere divisi, ma tutti gli ungulati divisi per classi di età e sesso. E quindi bisogna avere una certa dimestichezza nel poterli valutare. Naturalmente, se non si è sicuri si mette un indeterminato, però tutto questo è fatto grazie a quei corsi che abbiamo fatto, che vengono fatti, e grazie all'aiuto naturalmente di Polizia Provinciale e Venatoria. Quindi il camoscio, tornando un attimo sui numeri, è in buonissima salute a Vittorio Veneto, siamo intorno alla 70 di unità. Per quello che riusciamo a vedere, naturalmente queste sono sempre stime un po' a ribasso, ma comunque proprio per l'orografia che ha il Pizzoc, a cui non è semplice arrivare, insomma, ecco. Passiamo al capriolo. Capriolo, al contrario del camoscio, occupa tutto il territorio di Vittorio Veneto. Lo troviamo dal Fadalto fino al confine con Conegliano, anche in pianura, e questo occupa parecchi soci. Sono 2 giornate anche questo, 21-22 marzo, quindi ancora i cacciatori una volta sul territorio. Sono 110 soci che fanno il censimento del capriolo. Per poter gestire tutto quanto abbiamo diviso in 11 zone e quindi ognuno ha la propria competenza e la propria zona, proprio per evitare i doppi conteggi e queste cose qui. Comunque il capriolo gode di ottimissima salute a Vittorio Veneto. Ripeto, partiamo dal confine con Belluno fino a Conegliano, lo possiamo trovare in qualsiasi luogo. Mi sia concesso di dire che in fondo con la slide precedente c'era scritto in crescita. Questo significa che le popolazioni di ungulati, ma anche di altra selvaggina, crescono nel momento in cui vengono gestite. Dove non si gestisce si rischia di perdere il patrimonio. La gestione è fondamentale. Molto bene, andiamo avanti, passiamo ai cervi. Il cervo invece non viene, ecco, per dire, gli altri 2 censimenti vengono fatti alla mattina presto fino alle 10:30, 11 di mattina, quindi dalle prime luci dell'alba, anzi a volte bisogna essere sul luogo ancora prima dell'alba, e invece il cervo viene fatto di notte con l'ausilio di fonti luminose o di visori termici. Anche qui stessa cosa, 3 serate, quindi 3 sere sul territorio per controllare come sta la popolazione del cervo. I soci operatori coinvolti sono 38 in questo caso, anche il cervo gode di super ottima salute a Vittorio Veneto, anche qui come per tutto il resto, come per il capriolo, per il camoscio, divisione per sesso e classe di età. Quindi anche questo ha bisogno di un corso specifico per riuscire a catalogare le varie tipologie appunto di età. Passiamo al muflone. Muflone è specie alloctona, è arrivata quasi, è stata rilasciata nel 96 appunto nel 96, nelle Ponte delle Alpi. Lì non ha trovato il suo ambiente e qui torniamo sempre al solito discorso che sì, si può fare rilasciare qualsiasi cosa, ma se non si trova nel suo ambiente gli animali si spostano. Ha trovato il modo di crescere invece a Vittorio Veneto. Sono stati coinvolti 22 soci divisi in 4 aree di censimento, altre 2 giornate ancora sul territorio e invece il muflone si sposta praticamente dal confine con Belluno nella parte del Vesentin fino a Forcella Zoppei
e in questa zona qui, e fa un po' avanti e indietro con la provincia di Belluno. Anche questa qui è la nostra, una bellissima popolazione, e anche questa stabile, insomma. Diciamo nell'area sopra il Lago Morto, per Esatto. capirci, grosso modo. Procediamo. Questo è un fiore all'occhiello per il comprensorio alpino, e sono la coturnice e il gallo forcello. Ribadisco che queste sono due specie, e queste due specie sono oggetto di gestione. Poi comunque abbiamo anche altre due specie che monitoriamo e i cui dati passiamo sempre all'ufficio caccia di provincia di Treviso, anzi di Regione Veneto, e sono la coturnice e il gallo forcello per quello che riguarda le specie in gestione. Qui veramente ci si impegna molto perché il piano di gestione della coturnice e del gallo forcello prevede tutta una serie di operazioni da fare. Quindi un primo censimento fatto di 3 giornate in primavera, e qui ci sono le alzatacce incredibili perché un'ora prima che sorga il sole bisogna essere già sul luogo, e quindi non vi dico le alzatacce, per cui è molto difficile. E in primavera cosa si fa? Si ascoltano i maschi che cantano, i maschi riproduttori si ascoltano, e in base a questi dati, non è che noi li gestiamo ma li rileviamo, vengono spediti direttamente prima in ufficio caccia, e poi di seguito, ma anche per tutto il resto, viene spedito a ISPRA, e che elaborerà poi i piani di gestione. Le aree, questa è area praticamente quasi totalitaria del Visentin, qualcosina c'è in Pizzoc, però la maggior parte sono in area del Visentin. Non bastasse, perché il piano di gestione della coturnice prevede anche appunto obbligatori ripristini ambientali per queste specie, ma poi a fine estate, ad agosto, tarda estate, ci sono altri 3 censimenti, quindi noi saremo impegnati per 6 sedute nel Visentin più tutte le altre, quindi capite che noi siamo parecchio sul territorio, no? Quindi abbiamo un po' il polso della cosa, e quindi altre 3 giornate con i cani per contare i giovani nati. Ecco, proseguiamo ancora, e poi, anzi, fermiamoci un secondo. Immagino che i nostri telespettatori siano stupiti da tutto quello che ci state raccontando, perché, diciamo, lo stereotipo del cacciatore è: il cacciatore va, prende la preda e la porta a casa. Invece qui ci state raccontando veramente un mondo, mi si permetta di dire, che visto da fuori nulla a che vedere con la caccia. Sbaglio? No, effettivamente, cioè, quando si dice caccia si pensa al passato e non c'è niente da fare, però la mentalità, ripeto, è cambiata e deve cambiare ancora, quindi è una crescita continua anche per noi questo cambio di mentalità. Non può non essere così, voglio dire, lo Stato ci dà un patrimonio che noi dobbiamo essere in grado di gestire, se no vuol dire che quello che stiamo facendo non va bene, cioè non c'è tornaconto neanche per noi, cioè, io ci credo che noi possiamo gestire tranquillamente le cose. Fatto sta che, insomma, dati noi ne abbiamo a volontà su questa cosa. È molto riduttivo pensare alla caccia come il semplice abbattimento di un animale. Non è questo, anche se fa parte dell'azione della narrazione anche. Della caccia. Assolutamente. Ma ai fini della conservazione di un patrimonio che è di tutti, serve tutto un apparato di gestione che qui abbiamo elencato parzialmente in maniera anche discorsiva, veloce e comprensibile a tutti, che permette appunto la conservazione e anche l'implemento della stessa selvaggina sul territorio. Se non facciamo queste azioni, la natura da sé non si regola, perché c'è già un'incidenza dell'uomo sulla natura. L'impatto dell'attività venatoria sull'ambiente è bassissimo, è dello 0,66% rispetto a altre percentuali molto più ponderanti che derivano da variazioni di habitat create da
agricoltura intensiva, disturbo umano, fonti di energia alternative, quali paleoliche, possiamo citarne tanti piani di cementificazione, eccetera, eccetera, sottrazione del territorio, incuria del territorio. Ecco. Andiamo avanti con il racconto, perché cosa mancava? La beccaccia, anche questa va naturalmente gestita, è una specie di interesse venatorio, però va monitorata anche questa. Ci sono in primavera, praticamente al rientro dalle zone di svernamento, ci adoperiamo per alcune giornate, qui varia molto dalla disponibilità delle persone e tutto quanto, però insomma 4-5 giornate ci sono anche per la beccaccia di monitoraggio, cioè controlliamo il rientro dai siti di svernamento della beccaccia, e questi dati vengono anche questi inviati a Ufficio Caccia a Treviso, che poi li invierà a ISPRA, che potrà quindi vedere lo stato di salute della specie oggetto di gestione. Sulla beccaccia c'è anche un'altra attività parallela, che è quella della raccolta delle ali quando vengono abbattute, e dallo studio delle ali si comprende anche lo stato della popolazione, quindi se ci sono più giovani, più adulti, e questo è fondamentale, determinante per garantire insomma la conservazione della specie, per capire il suo status. Passiamo al coinvolgimento sociale. Ecco, questo è una cosa a cui ci teniamo molto. Noi cerchiamo come comprensorio alpino, naturalmente a chi è privo di ideologismi, insomma, di accompagnarli in un percorso, non dico di formazione, ma così di cultura sul mondo della caccia. Quando uno spiega quello che abbiamo spiegato stasera, magari ecco, dice ma non posso venire a vedere come funziona, e quindi noi siamo aperti a qualsiasi persona che voglia appunto imparare quello che è il monitoraggio. Come vedete può essere il giovanissimo di 18 anni, come ragazze, persone adulte, alle quali spieghiamo cosa facciamo e cosa non facciamo. Una cosa